Sono le 8 in punto, buongiorno Sicilia, entra nelle vostre case come tutti i giorni, ben trovati da Roberta Lunghi. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Marco è già pronto nella sua postazione, fra poco, scusate, è caduta un pezzo di me, e nella sua postazione perché inizierà il nostro ping pong ovviamente di informazione tra quello che vi abbiamo proposto nei nostri telegiornali e quello che oggi dicono i giornali su ogni tematica. Cominciamo dalla Regione, ieri il giuramento di 3 nuovi assessori, conosciamoli nel servizio. Lo giuro. Lo giuro. Lo giuro. Hanno giurato all'inizio della seduta dell'Ars i 3 neoassessori regionali nominati da Schifani. Torna in giunta Nuccia Albano, che guiderà l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, uscita a novembre dello scorso anno con la DC in piena bufera giudiziaria. Dobbiamo darci una smossa tutti in quell'assessorato per poter recuperare questi 6 mesi, diciamo, non dico di stallo perché sicuramente i dipendenti, i funzionari avranno lavorato, però logicamente non avevano una guida politica. Entra in giunta anche Marcello Caruso, ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia, va a guidare al posto dell'uscente Daniela Faraoni l'assessorato alla sanità, la cui gestione è sicuramente tra le più complesse. Io credo che la sanità sia essenziale soprattutto nella determinazione della qualità della vita dei cittadini e credo che a questo dovremo rispondere e questo sarà sicuramente l'impegno che non farà mai venir meno. Elisa Ingala si occuperà invece di funzione pubblica e autonomie locali, assessorato del quale aveva delega lo stesso Schifani. Spero proprio di poter intanto dare un volano anche per l'occupazione, c'è il problema della stabilizzazione dei precari, quindi sicuramente questo sarà uno dei primi problemi da dover affrontare. Abbiamo anche questo disegno legge sulla dirigenza. Le reazioni da parte dell'opposizione si erano subito fatte sentire nonostante i duri attacchi di controcorrente, PD e Movimento 5 Stelle, per dirne alcuni. Anche per il rientro della DC in giunta, Schifani è andato avanti. E fin qui ciò che è accaduto ieri, sui giornali si parla ovviamente di questi nuovi assessori. Marco? Eh sì, Roberta, perché chiaramente ci sono gli onori, ovviamente, ma anche gli oneri che vengono amplificati anche dalle pagine dei quotidiani, quelle che sono, lo leggiamo sulla Sicilia, sulla prima pagina della Sicilia, le spine dei 3 nuovi assessori. Col giuramento all'Ars diventano operativi i 3 nuovi assessori regionali, ma per Caruso, Albano e Ingala tanti nodi da sciogliere e poco tempo davanti. Intanto le opposizioni denunciano, Schifani scappa, questo leggiamo sulla prima pagina della Sicilia. Se andiamo sulla pagina interna andiamo a leggere anche le prime parole che abbiamo sentito anche nel servizio di Simona Mazzone. Ieri Caruso, Albano e Ingala si sono insediati ufficialmente, ecco i tanti dossier da portare al traguardo in meno di un anno effettivo. Il governatore lascia l'aula dopo pochi minuti, l'opposizione appunto denuncia, sta scappando, ma ecco le prime parole, Caruso che dice: devo rispondere alla gente, non alla politica, priorità PNRR, ne parleremo durante la nostra rassegna stampa, e liste d'attesa. Albano dice investia da un ciclone, ma tutti i partiti hanno qualche neo, e Ingala invece: mi riconosco nei valori dell'MPA, ma sono esclusivamente un tecnico. Roberta. Beh, insomma, attendiamo le azioni a questo punto. Certamente. Dunque cambiamo argomento, ma in qualche modo però forse ci leghiamo ancora a quella che è diciamo la tematica della sanità regionale, perché ieri un'altra tegola è arrivata con la possibilità da giugno che il Bambin Gesù di Roma non continui nella convenzione con la cardiochirurgia pediatrica che attualmente si trova all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Noi abbiamo seguito tutte le vicende complesse, complicate della cardiochirurgia pediatrica, che adesso mette in allarme ovviamente tutti i genitori, perché si parla, con lo stop della convenzione con il Bambin Gesù, di un diciamo trasferimento dei medici e di un reparto che andrà al Policlinico di Catania con tutti i medici nuovi. Insomma, è una situazione un po' particolare che sentiamo. Il Bambin Gesù di Roma non rinnoverà la convenzione con la Regione Sicilia per il reparto di eccellenza di cardiochirurgia pediatrica del CCPM di Taormina. Lo ha comunicato la direzione alla stessa Regione siciliana. Terminerà così il 30 giugno una gestione partita nel 2010.
Il personale di Taormina potrebbe essere spostato a Catania, al Policlinico Rodolico San Marco, già individuato nei mesi scorsi dalla Regione per ottemperare alle richieste del Ministero della Salute sul mantenimento della struttura di Taormina in deroga al decreto Balduzzi. Preoccupati ma anche arrabbiati i rappresentanti del Comitato dei Genitori dei Piccoli Pazienti. Per noi desta allarme per il futuro e la continuità assistenziale dei nostri piccoli pazienti e le famiglie. Abbiamo bisogno delle risposte affinché tutto ciò tuteli i nostri figli. Noi crediamo che il Bambino Gesù non deve andare via, che questa collaborazione deve continuare e per questo chiediamo alla Regione delle risposte concrete. È impensabile credere che dopo 16 anni di collaborazione tra il Bambino Gesù e la cardiochirurgia pediatrica ci possa essere un'interruzione. Abbiamo bisogno di risposte certe. No, a noi non basta avere semplicemente reparto aperto, a noi serve l'eccellenza del Bambino Gesù e serve pure il reparto, perché è inutile tenere il reparto aperto se poi diventa un ambulatorio. Dure prese di posizione sono arrivate anche dall'onorevole Antonio De Luca del Movimento 5 Stelle, secondo il quale hanno distrutto un'eccellenza di livello mondiale che andava salvaguardata a tutti i costi. È la peggiore soluzione in assoluto che il governo regionale potesse trovare, ha detto la senatrice Italia Viva Daphne Musolino. Tutto questo dopo l'annuncio che anche il San Donato di Milano non proseguirà la collaborazione con l'ospedale civico di Palermo e la nuova cardiochirurgia all'ospedale Cervello è ancora in fase di realizzazione. E allora, i grandi gruppi ospedalieri lasciano evidentemente la Sicilia per quanto riguarda le convenzioni. Quella del San Donato era arrivato qualche tempo fa, quella del Bambino Gesù è davvero una tegola per le famiglie. Eh sì, anche perché, Roberta, si parla spesso di sanità, no? in Sicilia, con tutte le discussioni che ne arrivano e le polemiche in questo caso. Si parla di una regione che spesso rinuncia alle eccellenze e questo è appunto un'altra situazione in cui ciò si dovrebbe verificare. Andiamo sul Giornale di Sicilia perché vediamo quelli che sono i titoli e i richiami in prima pagina. In questo caso lo troviamo nei richiami sopra la testata: l'addio del Bambino Gesù alla cardiochirurgia di Taormina, protestano, l'abbiamo sentito anche nel servizio del nostro Francesco Triolo, i familiari dei pazienti. Andiamo nelle pagine interne, chiaramente tutte le pagine interne dei vari quotidiani trattano la notizia. Qui siamo su Repubblica Palermo, Taormina via il Bambino Gesù, la rivolta delle famiglie, il Vaticano non rinnova la convenzione per la cardiochirurgia pediatrica, stop anche al San Donato e guardate questo striscione esposto, una protesta del comitato di genitori della cardiochirurgia di Taormina. Ci state spezzando il cuore. Andiamo poi su altre pagine, come ad esempio la Gazzetta del Sud, che ovviamente racconta anche della zona specifica in cui ci troviamo, essendo un giornale che chiaramente è molto letto nella provincia di Messina. Taormina, cardiochirurgia pediatrica, cronaca di un delitto annunciato. Le reazioni in questo caso ne abbiamo sentite anche nel servizio, ma diventano anche reazioni ovviamente politiche della decisione del Bambino Gesù di lasciare la Sicilia. Sotto accusa il governo Schifani, De Luca del Movimento 5 Stelle, epilogo sciagurato, Musolino di Italia Viva, privilegiata Catania, smantellata Taormina. Una patata bollente ora nelle mani del nuovo assessore regionale alla sanità, un'altra delle spine, Roberta, di cui si parlava poco fa. Assolutamente, grazie Marco. E adesso andiamo invece a cambiare pagina, luce sul mercato cinese dell'abbigliamento, in particolare cinese, estremamente come dire, ricco in molti luoghi, anche del catanese, perché di questo intanto parliamo dopo l'operazione di ieri della Guardia di Finanza che ha sequestrato le società di 2 imprenditori e c'è stato anche il sequestro di 6 milioni di euro. Sentiamo.
A Catania società che cedevano rami d'azienda per crearne nuove ed eludere il fisco. Messo in piedi un sistema di scatole vuote gestito da imprenditori cinesi con la complicità di 2 commercialisti. La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura, ha fatto scattare le misure cautelari per 4 persone indagate per bancarotta fraudolenta, mancato pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Sequestrate 4 attività commerciali e beni per 6 milioni di euro. Secondo gli investigatori, 2 imprenditori cinesi, Fan Lin e Chunuan Chen, potevano contare sul commercialista catanese Natale Strano del figlio Salvatore. I 4 avevano fatto chiudere l'attività di 2 imprese indebitate per 10 milioni di euro, la Oriente World SRL e la ditta individuale Chen Chua, a Mister Bianco e Catania, leader nel commercio all'ingrosso di abbigliamento e prodotti di ogni genere. Lo svuotamento, contesta la Procura di Catania, era avvenuto a favore di altre realtà aziendali costituite per proseguire l'attività commerciale senza dover adempiere alle obbligazioni fiscali maturate. Secondo gli investigatori, questi passaggi illeciti andavano avanti da anni. Allora, un mercato molto florido, diciamo così, no? Che ha vissuto di un'espansione importantissima. Come diceva Giusy Lazzara nel pezzo, sono poi cose che vanno avanti ormai da tempo. Noi andiamo per indagare ulteriormente e raccontarvi ulteriormente quello che leggiamo sui vari quotidiani sul nostro sito siciliaweb.it, dove trovate tutte le novità, ovviamente ora per ora nella nostra giornata. Truffa a Catania, indagati imprenditori e commercialisti. Leggiamo sul nostro sito: ordinanza cautelare della Guardia di Finanza di Catania nei confronti di 4 persone accusate appunto di bancarotta fraudolenta e documentale, poi anche sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Ai 4 sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro. Al centro delle indagini un presunto sistema ai danni dello Stato attuato da 2 imprenditori cinesi con l'aiuto di un commercialista catanese. Lasciamo il nostro sito per tornare invece sulle pagine dei quotidiani e per spostarci sulla Sicilia di Catania, dove troviamo invece questa notizia che è appunto come viene ripresa appunto la notizia in un quadro ancora più organico, con l'illecito che va arginato ma riduttivo chiamare la zona Chinatown. Smascherato sistema fraudolento di una ditta cinese. Il sindaco Corsaro, stiamo parlando di Mister Bianco, dice plauso per l'indagine, ma il distretto sta cambiando, per cui ovviamente si va a parlare anche delle zone dove poi tutte queste cose si verificano. A te. Allora, adesso tocchiamo un altro argomento molto caro ovviamente a tutto il tifo rossazzurro, perché in questo momento il cuore è tutto a Veronello, dove i giocatori stanno conducendo un ritiro molto importante per la concentrazione, ma anche certamente per la parte che riguarda l'allenamento, il fisico, e sarà anche un test molto valido quello di oggi, una partita amichevole con appunto l'Inter Under 23, Carli? Esattamente, sì, con l'Inter Under 23. Allora, la seconda squadra dell'Inter. La seconda squadra dell'Inter. E fra poco ve ne parla lui nel modo più giusto possibile. Intanto lancio Carli, sentite. Il pieno inserimento degli infortunati da ritrovare senza rischi, ma anche con ottimismo in chiave playoff, e poi concetti diversi in attacco per risultare più incisivi in zona gol. Sono i primi 2 obiettivi, oltre quelli scontati della concentrazione del lavoro, del ritiro che il Catania sta svolgendo a Veronello. A questo serve anche l'amichevole con l'Inter Under 23, che negli ultimi giorni ha affrontato anche una possibile avversaria del Catania, cioè il Ravenna. I nerazzurri, 12esimi nel girone A, hanno pareggiato 1-1 con i romagnoli che, da terzi classificati, entreranno nei playoff una settimana prima degli etnei, e che contro la squadra B dell'Inter sono andati in rete con Tengorang. Un test probante, come voleva Toscano, che magari servirà a capire come la squadra ha assimilato altre opzioni in attacco. Un attacco che ha segnato 54 gol in stagione regolare, 20 in meno del Benevento. Ecco perché è importante, come ha ribadito anche Toscano in conferenza, il ritorno di Forte e di Cicerelli, quest'ultimo sempre più sul suo livello e probabilmente ancora più centrale nello sviluppo della manovra offensiva. Se poi Toscano riuscirà a far recitare contemporaneamente da protagonisti
anche Bruzzaniti ed Ausilio, fra i più in forma del finale di stagione, il piano di risultare più incisivi in zona gol potrebbe diventare realtà, contando anche su Lunetta e Caturano. Per il resto, per dirla ancora come il tecnico, le sicurezze esistono e la squadra non le ha mai perse. Il dato della miglior difesa del girone, scalfito in parte dagli ultimi gol subiti, soprattutto al Massimino, è una di queste certezze. Ce le hanno anche altre squadre come Brescia e Ascoli, per esempio. Ecco perché svoltare in attacco potrebbe fare ulteriormente la differenza. Allora, di certo, insomma, confortami tu Marco, un solo uomo non può fare la differenza, ma che Ciccarelli stia tornando in condizione sembra una delle cose, no, da rilevare, come hai fatto tu in questo servizio. Sì, perché diventa sempre più importante, lo sappiamo, è anche il giocatore, Roberta, che già dal mercato estivo, o almeno da quando è rientrato a Catania, era considerato il giocatore più importante dei rossazzurri, poi il grave infortunio, tutte situazioni che i tifosi del Catania conoscono benissimo, il ritorno, e adesso si spera il ritorno alla miglior forma possibile proprio per questi incroci dei playoff che per il Catania, lo ricordiamo, partiranno dal 17 di maggio con la diretta su Telecolor della prima partita. Ovviamente sapremo il 14 contro chi. Intanto andiamo sulla Sicilia per dare uno sguardo a quello che è stato scritto sul Catania. Ad esempio, Catania 6, la big dei playoff. Chi parla? Nicolas Spolli, lo ricorderanno certamente i tifosi rossazzurri, difensore del Catania in Serie A, nello splendido periodo degli anni consecutivi in Serie A. Ascoli in vetrina, ma la mia squadra resta superiore. Con Ciccarelli e Casasola si può puntare al salto di serie. Poi le ultime, l'avete sentito anche nel servizio, ma chiaramente la partita con l'Inter Under 23 è un test semplicemente a porte chiuse, perché così è il ritiro di Veronello, non c'è presenza di stampa. Alle 17 il test appunto con la squadra nerazzurra che, lo ricordiamo, nel girone A è arrivata 12ª, a un passo dai playoff, dunque è libera di impegni, e questo chiaramente consente anche la possibilità al Catania di potersi allenare con una squadra certamente probante della stessa categoria. Andiamo adesso a dare uno sguardo, lasciamo il calcio, a tutte le prime pagine dei quotidiani regionali per vedere quali sono le notizie che troviamo. Qui siamo sulla Sicilia, in cui andiamo certamente sulle due notizie di cronaca internazionale e nazionale più importanti della giornata di ieri. La possibile tregua fra Iran e Stati Uniti, con Trump che si sbilancia, intesa vicina, ma sul nuovo piano l'Iran ci va cauto. Intanto volano le borse ieri, nella giornata di ieri, e poi il delitto di Garlasco, Sempio nei guai con le nuove intercettazioni. C'è anche la spiaggia ai raggi X con Mondello, il nuovo round con il caso, veramente, perché ormai è un caso quello di Mondello, che finisce all'antimafia. Lasciamo la Sicilia, andiamo sul giornale di Sicilia. Anche in questo caso abbiamo visto già alcuni titoli legati ad esempio a ciò che sta succedendo a Taormina, ma andiamo a vedere la prima pagina con il titolo di apertura che è legato alle questioni regionali. Soldi alle imprese, in ballo 81.000 assunzioni, la prima misura per il lavoro da quasi $500 miliardi per il triennio in corso parte oggi con i primi 150 milioni e l'apertura dell'apposita piattaforma che sarà gestita dall'IRFIS. Anche in questo caso c'è la guerra in Iran e tutto il problema legato allo stretto di Hormuz, con la proposta Trump: se accettano la guerra è finita. Bisognerà vedere appunto se Teheran accetterà. E poi ancora il delitto di Garlasco con le intercettazioni, per esempio, che dice Chiara rifiutò un mio approccio. Ritorniamo adesso ancora alle altre prime pagine dei quotidiani per portarvi sulla Gazzetta del Sud. Lo vedrete che anche in questo caso, come avviene spesso, ci si divide fra titoli che raccontano la nostra regione e titoli che invece vanno subito verso ciò che succede all'estero, che ovviamente ha impatti anche su quello che succede a casa nostra, non fosse altro per esempio per i prezzi della benzina. Andiamo ad esempio sulla Gazzetta del Sud per vedere il titolo principale, che è questo: se l'Iran accetta il piano guerra finita, nuova proposta di Trump per la pace, ma Teheran frena, i mercati credono all'intesa e brindano. Abbiamo detto ieri veramente
ad esempio Milano ha accumulato record su record, ma poi ci sono anche le notizie ovviamente regionali, come abbiamo sentito, anche dei nostri servizi cardiochirurgia a Taormina esplodono accuse e proteste, la scelta del Bambino Gesù di lasciare la Sicilia bordate contro il governo regionale. Andiamo poi su Repubblica Palermo, è l'ultimo dei quotidiani regionali di cui facciamo vedere i titoli di apertura, ci si concentra, ve l'avevamo detto poco fa, sul PNRR, è una corsa contro il tempo, gli ospedali cercano pazienti, le case di comunità saranno aperte solo parzialmente, i sindacati rischio di cattedrali vuote, il manager dell'ASP di Palermo scrive ai colleghi per dirottare i degenti nelle nuove strutture. E poi c'è anche l'assalto alle partecipate con il sì dell'ARS alla norma per sbloccare le assunzioni. È un tema che ritroviamo spesso su Repubblica Palermo e che viene usato e utilizzato spesso nella prima pagina, proprio le problematiche relative alla nostra regione, anche in ambito burocratico. E dunque andiamo subito sulle pagine interne proprio del quotidiano palermitano, perché si parla appunto di un paradosso del piano nazionale, del PNRR, a spaccacia di pazienti. A Palermo un tavolo con i manager per far funzionare le strutture territoriali realizzate con i fondi europei, ma chiaramente non è facile riuscirci. L'ASP di Palermo alla data del 7 aprile aveva attivato 13 case e un ospedale di comunità, quello di Piana degli Albanesi. Qui ieri, a oltre un mese dal taglio del nastro, risultavano solo 9 posti letto occupati su 19, 0 su 20 nella vicina residenza sanitaria assistita. Un tema ovviamente che viene sollevato da Repubblica Palermo. Mentre per quanto riguarda l'ARS e la situazione delle partecipate, c'è anche una serie di veti incrociati, secondo la Gazzetta del Sud, che andiamo subito a leggere, perché si parla di alleati del centrodestra paralizzati dai veti incrociati. La coalizione di governo continua a navigare a vista, in commissione strada spianata agli emendamenti trasversali proposti da PD e 5 Stelle, e poi nuova manovra finanziaria, assunzioni stoppate, ecco il tema che ritrovavamo prima, nei periodi elettorali, incompatibilità tra sindaci e assessori e manager sanitari. Sono tanti i nodi che sono arrivati al pettine in questo caso, e chiaramente che vanno sciolti in un qualche modo. Cambiamo decisamente argomento, ritorniamo a Casteldaccia, perché ci sono delle nuove verità da andare a leggere attraverso i quotidiani. Qua siamo su Repubblica Palermo e vi faccio vedere la notizia sui subappalti opachi e pochi controlli. La verità su Casteldaccia, le conclusioni della commissione d'inchiesta a 2 anni dalla strage, un caso di specie delle condizioni di insicurezza sui luoghi di lavoro. Sullo stesso tema, e poi Roberta ti restituisco la linea, siamo su Gazzetta del Sud con questo titolo: strage di Casteldaccia, omissioni ed errori all'origine della tragedia. Questa delle omissioni e delle tragedie che succedono in generale nella nostra terra sono spesso 2 temi legati. La relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui 5 operai uccisi da un gas letale durante un'attività di manutenzione della rete fognaria, un quadro di negligenza sistemica. A te. Allora, notizia un po' dolorosa, no? A sentire la parola negligenza sistemica. Allora, noi adesso ci spostiamo con il nostro occhio su alcuni tratti delle strade catanesi, andiamo subito nell'ex nodo dell'ex Tondo Geoni, o perlomeno nel nodo dell'ex Tondo Geoni, per guardare un po' il flusso veicolare, che mi sembra tutto sommato nutrito ma scorrevole. E sempre nella città di Catania andiamo su Viale Vincenzo Giuffrida, e come al solito anche qui è importante l'afflusso di auto verso la città, così come anche il traffico in uscita. Insomma, comunque non ci sono code particolari, qualche coda un po' più come dire anche usuale, possiamo
possiamo dire, invece in questa parte che tra le altre cose segna anche l'afflusso dei veicoli che arrivano dal viale Mediterraneo sulla circonvallazione di Catania. Dove ci spostiamo adesso? Guarda Marco che meraviglia, noi ancora abbiamo la neve, c'è niente da dire, insomma l'Etna continua ad essere meta peraltro turistica e a ragion veduta continua ad esserci qualche sprazzo di neve. Vediamo invece una situazione molto diversa da Taormina con le nubi che coprono completamente il vulcano. Noi ci fermiamo ma torniamo tra poco per la seconda parte della rassegna stampa come un interessante racconto di Marco Carli, tra poco. Siamo tornati in studio, buongiorno Sicilia, è il momento di continuare la lettura dei quotidiani, la parte nazionale e internazionale. Marco Carli, a te. Grazie Roberta, noi torniamo, anzi andiamo sulle pagine dei quotidiani nazionali, le notizie che troviamo sono essenzialmente due, ne abbiamo già avuto traccia sui quotidiani locali, una è la situazione ovviamente fra Iran e Stati Uniti con questo tentativo di tregua, o almeno questo è quello che dicono gli Stati Uniti, da parte dell'Iran ci sono un po' più di freni sotto questo punto di vista, che però ha dato uno slancio incredibile ieri alle borse. E poi c'è il delitto di Garlasco con le intercettazioni che potrebbero inchiodare Sempio. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera i titoli più importanti. Vi dicevo di Iran e Stati Uniti, dunque guerra in Medio Oriente, il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz, attacco degli Stati Uniti a una petroliera iraniana. La confusione del tycoon si legge tra minacce e dietrofront, il leader degli Stati Uniti in cerca di una via d'uscita, questo è certo. L'altra certezza è che ogni volta che Trump parla, come avete visto, le borse cambiano atteggiamento, per cui anche questo ha sicuramente un valore. Andiamo poi al titolo più importante del quotidiano, che è legato appunto, come vi dicevo, al delitto di Garlasco, gli audio e le accuse, l'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara e Stasi, i legali lo scagionano, ovviamente sono i suoi legali, parlava di programmi TV, spunta un'avance rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. C'è poi la notizia anche della morte di un ex calciatore di grande tecnica come era Evaristo Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico, quel calcio di fine anni 70 e inizio anni 80 che in tanti rimpiangono in questo momento storico. Andiamo ad indagare adesso attraverso le pagine interne, questa volta del Corriere della Sera, per dare qualche notizia in più legata alle due indicazioni principali che troviamo sui quotidiani, partendo da Hormuz con uranio arricchito, sanzioni, i 14 punti degli Stati Uniti come base per trattare. Attenzione, c'è di mezzo il nucleare come sempre e lì non sappiamo, o almeno sono divisi chi racconta le vicende internazionali, se l'Iran potrà accettare questi punti. La lista non piace al premier israeliano Netanyahu, il suo esercito si prepara alla guerra, ricordiamo che c'è il fronte israelo-libanese che resta sempre caldissimo. E poi ancora la situazione legata a Trump, l'avevamo visto anche sulla prima pagina, minacce e tregue, tutti i dietrofront di Donald Trump cerca un'uscita da vincente in Iran, ma ha raggiunto solo uno dei 5 obiettivi fino adesso e ora chiaramente bisogna provare ad uscirne. E c'è il tentativo di tregua, ma bisogna vedere appunto cosa ne penseranno gli iraniani. E poi la situazione di Garlasco con questa pagina che vi facciamo vedere, vidi il video di Chiara e Stasi, le chiesi un incontro, rifiutò, svolta nelle indagini, Sempio intercettato, parla di un approccio fallito prima del delitto, ieri non ha risposto ai PM, intanto Marco Poggi difende l'amico, i legali di Alberto, si è commosso. Insomma, chiaramente questo è ciò che viene fuori appunto attraverso le
notevole indagine che fa discutere a livello nazionale. Invece c'è un nuovo allarme, so Roberta che ne parlerai fra poco nella nostra trasmissione, che è quello legato all'antivirus, perché ci sono paure ma anche polemiche sotto questo punto di vista. Di che cosa parliamo? Lo capiremo meglio fra pochissimo con Roberta Lunghi e col suo ospite, ma intanto questo è ciò che troviamo sul Corriere della Sera. Paure e polemiche, la crociera che sbarca alle Canarie, grave anche il medico di bordo, 3 morti, Spagna in allarme, la KLM una delle vittime su un nostro volo. Si sono perse le tracce di 23 passeggeri scesi a Sant'Elena e rientrati poi da soli a casa, per cui c'è questa ricerca sotto questo punto di vista che va avanti, ma ovviamente su che cos'è l'antivirus poi ovviamente vi rimando a fra poco, fra qualche minuto, perché ne parleremo nella nostra trasmissione. Andiamo a vedere invece, ritorniamo alle nostre prime pagine con la Repubblica che parla di Stati Uniti e Iran, l'intesa possibile, un'apertura di Repubblica sotto questo punto di vista, la proposta di pace in 14 punti, come abbiamo letto, l'ottimismo di Trump, lo scetticismo di alcuni organi di stampa internazionali che chiaramente sono scettici su questo, però tutto questo ha portato a un miglioramento sotto l'aspetto delle borse. Ne parliamo spesso nelle nostre rassegne stampa, perché a ogni parola, a ogni dichiarazione di Trump arriva un risultato più o meno convincente da parte delle borse mondiali. Ieri è stato una giornata di grandissima crescita. Riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, qua siamo sul Sole 24 Ore, chiaramente maggiore quotidiano economico italiano, borse ai massimi, più petrolio e spread. Trump, intesa forse già la settimana prossima, ma Teheran, l'abbiamo letto, è cauta, Piazza Affari a un passo dai 50.000 punti sui livelli del marzo del 2000, pensate, è un record toccato dopo tantissimi anni, 26 da quel momento. Il Brent è sceso anche a $96,75 prima di risalire a quota 101, stiamo parlando ovviamente di petrolio ma anche dello spread. Tanti quotidiani aprono con questa notizia. Vi faccio vedere alcuni temi che un po' differiscono rispetto al tentativo di intesa, perché c'è qualche giornale che indaga di più sulla figura di chi sta reggendo le fila di questo contrasto internazionale, cioè ovviamente Donald Trump. Il Manifesto la vede in questo modo, lo chiama l'avversario, combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom è quello che per intenderci doveva portare, ha portato in alcuni casi le navi americane a riaprire parzialmente lo stretto di Hormuz per fare bloccare e per fare passare alcune petroliere, arrestato dopo 48 ore. Ci sarebbe il testo di un accordo tra USA e Iran, incapaci di uscirne, all'improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra. Ripeto, poi chiaramente c'è tanto anche sull'aspetto legato alle borse e all'economia che secondo me ha un peso non indifferente in questa guerra. A proposito di giochi di parole, chiaramente, perché stiamo parlando del famoso stretto di Hormuz, che ormai è diventato famigerato nelle cronache nazionali e internazionali. Su Avvenire si parla di spiraglio stretto. Nella proposta Stati Uniti la rinuncia di Teheran all'atomica e una moratoria decennale sull'uranio. In un documento di 14 punti la possibile intesa per fermare la guerra. Israele è sorpreso, Trump invece parla di un accordo che può essere vicino. Ma lo spiraglio, appunto, come detto, non è così ampio in questo momento, secondo tanti osservatori. Ritorniamo invece all'altra notizia del giorno, della giornata di ieri, quella legata al delitto di Garlasco. Vi faccio vedere alcuni titoli sui vari quotidiani, come ad esempio Il Giornale, il colpo di scena a Garlasco, questo leggiamo sul quotidiano, io respinto da Chiara, l'audio segreto
segreto dei PM, adesso esempio Trema, spunta un'intercettazione con la missione, vidi il video di lei e Stasi e provai un approccio. Chiaramente vedremo che cosa succederà, ma sono tanti i quotidiani che decidono di aprire con questa notizia, ad esempio Libero che parla di un cambio totale di ciò che erano le indicazioni iniziali della prima parte dell'inchiesta. Garlasco cambia tutto, Sempio si incastra da solo, intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto. Gli avvocati commentava i programmi TV, in effetti è un'intercettazione in cui Sempio sta parlando con se stesso, che sembra tradirlo e incastrarlo ulteriormente. Vi faccio vedere ancora altre notizie che arrivano da vari quotidiani, come ad esempio il Messaggero, perché oggi, riparlando e ritornando alla questione legata a Iran e Stati Uniti, ma in generale al rapporto degli Stati Uniti con le forze europee, c'è in programma un incontro importante. Lo leggiamo qui: il segretario di Stato degli Stati Uniti, Rubio, andrà dal Papa. La Chiesa deve denunciare il male, afferma ancora Papa Leone, mentre Giorgia Meloni, se l'alleato sbaglia, lo dico. Ma certamente questa è una giornata importante dopo le bordate del Presidente degli Stati Uniti nei confronti anche del Pontefice. Per ora è tutto. Roberta, grazie Marco, naturalmente rivedremo Marco per un ipotetico Dulcis in fundo tra poco. Intanto ci fermiamo, c'è una pausa e poi, come vi aveva preannunciato Marco Carli, parliamo di antivirus, lo facciamo tra poco. E siamo tornati a Buongiorno Sicilia, apriamo subito una pagina, come vi abbiamo preannunciato, dedicato all'antivirus. Già naturalmente se ne parla tanto, l'avete sentito sui giornali, onde evitare ovviamente un'informazione incontrollata o comunque paure non fondate, meglio saperne di più. Che cos'è l'antivirus e tutto ciò che ruota attorno a questo virus che peraltro ha colpito dei passeggeri di una nave da crociera, non si sa bene se infettati in quella nave oppure in un luogo diverso. Chiariremo anche quello che poi è il periodo di incubazione di questo virus, ma ci sono 3 decessi, infettato anche il medico di bordo, insomma è un attimo panico su questa vicenda. A chiarire tutto Giuseppe Nunnari, buongiorno professore, buongiorno, che è ordinario di malattie infettive all'Università di Catania, ma è un componente del reparto importantissimo di malattie infettive dell'Arnas Garibaldi di Catania. Ben trovato. Buongiorno. Allora, dicevo fuori diretta, medico giovanissima ma con un'esperienza internazionale alle spalle, ci aiuti a capire, professore, che cos'è questo antivirus? Questo antivirus è un virus che in questo momento viene dall'America del Sud, è il virus delle Ande. Di tutti gli antivirus è l'unico che si può trasmettere da uomo ad uomo, e qui nasce la preoccupazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta cercando di gestire e sta facendo il tracciamento dei contatti. Sì. Quindi l'evento è iniziato sulla nave. Quindi questo è accertato? È iniziato sulla nave, nel senso che i 2 soggetti, il primo soggetto ha iniziato il 6 aprile ad avere sintomi febbrili, ed è poi deceduto, ma abbiamo saputo essere un antivirus solo il 2 di maggio, quando la moglie ed un altro soggetto sono stati ricoverati in Sudafrica, dove hanno tipizzato il virus e hanno visto che era il virus delle Ande. Quindi l'abbiamo saputo molto dopo che era un antivirus. Ecco, ma allora il periodo di incubazione di quanto... L'incubazione varia da 1 settimana a 8 settimane, molto variabile, mediamente intorno a 3-4 settimane. Ecco, come si trasmette questo virus? Da cosa ci dobbiamo guardare? Si trasmette principalmente quando il soggetto è in fase acuta, febbrile e respiratoria. Quindi nel periodo sintomatico parrebbe non esserci teoricamente il rischio di contagio da persona a persona. Quindi soltanto nel momento in cui, diciamo, è un po' come quando parlavamo del Covid, no? Il momento ovviamente della manifestazione dei sintomi era il momento più pericoloso di contagio. Sì, c'è un'esposizione entro i 2 metri,
bisogna essere vicini, ma anche la saliva che si deposita sulle superfici può trasmettere il virus. Ecco, ma allora diciamo i luoghi deputati, ci sono dei luoghi, ho letto in alcuni posti che si parla anche della trasmissione con il contatto con i ratti, con le feci dei ratti, non è così? Questo è stato l'inizio del contagio, che è avvenuto appunto in Sud America, in Argentina. Lì uno dei soggetti è entrato in contatto con le feci o urine dei topi, probabilmente per via inalatoria, e da lì è sviluppato la malattia. Essendo questo l'unico degli antivirus che trasmette da persona a persona, l'ha poi trasmesso ad altre persone a bordo. Quindi si suppone che sia stato acquisito in Sud America prima della partenza. Parrebbe che sulla nave non vi siano topi e non vi siano circostanze che facciano risalire l'infezione sulla nave. Parrebbe, quindi al insomma, momento. voglio dire, allarmismo diciamo potrebbe anche essere giustificato in questo Noi caso. in Italia non abbiamo questo virus, quindi non c'erano italiani a bordo della nave, non ci sono italiani a bordo della nave. Quelli che sono scesi dalla nave ora sono rintracciati, tant'è che c'è questo nuovo caso in Svizzera di un soggetto che ha lasciato la nave prima del tempo si intende, prima comunque che si sapesse dell'antivirus. Inizialmente sembra un virus qualunque. Sì. Ecco, noi lo conosciamo attraverso questa vicenda, ma si era mai affacciatti nel nostro paese questo virus? No, in Italia non abbiamo avuto mai casi. Quindi no. né adesso né prima. No. Questi che danno una patologia polmonare, cardiopolmonare, che hanno una mortalità importante, sono noti soprattutto in America del Nord, in America del Sud e anche nell'America del Centro. Sì. E ci sono due virus principali, che è il virus senza nome, il sin nombre, e appunto questo delle Ande, che si ritrova nel Sud America. Ma in quella popolazione ci sono Ande. molti casi, professore? Ci sono sempre una sessantina, ottantina di casi l'anno nell'America del Sud. Ci ricordiamo, e questo insomma è molto importante, ci ricordiamo all'avvento del Covid, di quel coronavirus, che si diceva no vabbè ma è confinato, ma è no, tutto a posto, sì, e vero. poi c'è stata una importante espansione, Vero. no? Quindi come possiamo stare tranquilli davvero? Perché adesso questa gente ha viaggiato, magari c'è chi viaggia su degli aerei, si viene a contatto su un volo con persone che sono destinate a vari luoghi del mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità oggi dice che il rischio globale è basso. Appunto perché non ha le stesse caratteristiche del Covid. Detto questo, chiaramente c'è preoccupazione, perché ci sono dei passeggeri che hanno lasciato la nave da crociera e sono tornati nei propri paesi, e ora sono tracciati sia i soggetti che erano sulla nave, sia i contatti, sia sui voli aerei di linea, sia i contatti che hanno avuto. Certo. Quindi un rischio chiaramente c'è sempre. Ecco, ma se non ci sono dei sintomi, attraverso delle analisi è possibile trovare, rilevare la presenza del virus nell'organismo? Sì, è possibile, sia tramite la ricerca degli anticorpi che del virus stesso in PCR, però è in centri specializzati che vengono fatte queste analisi, quindi l'Istituto Superiore di Sanità in Italia. Quindi diciamo che è una macchina talmente imponente e importante che è difficile che possa essere attivata per dei casi non sospettabili. Però noi abbiamo due centri di riferimento, l'Istituto Superiore di Sanità e lo Spallanzani, dove se dovesse comunque essere necessario si può avere e fare il test. Ecco, ma è sempre mortale? No, ha una mortalità che varia questo virus delle Ande dal 30 al 50%. Anche in America, negli Stati Uniti d'America, che hanno un virus diverso ma simile, ha una mortalità del 30-39%. Quando riuscite a fermare, quando riuscite a intervenire, e con che cosa? Non abbiamo antivirali diretti, specifici, quindi che agiscano direttamente sul virus. È una manifestazione polmonare, con un'edema polmonare importante, con una sindrome di stress respiratorio acuto severa, che richiede terapia intensiva e rianimazione. C'è un farmaco, la ribavirina, che un po' parrebbe funzionare, ma non vi sono, i trial ancora non ci aiutano a dire se il farmaco obiettivamente può essere utilizzato, quindi è un po' off-label. Abbiamo bisogno di terapie intensive importanti e anche di ECMO, di ossigenazione extracorporea. Anche di ECMO. Allora, i sintomi li ricordiamo di nuovo, se non li abbiamo ancora rammentati, però attenzione, non è che se adesso c'è una cosa noi abbiamo l'antivirus, No, però diciamolo un po' più. Ed è quello che è successo a bordo. Inizialmente il paziente ha avuto febbre
e mialgie e cefalea, quindi sintomi specifici. Esatto. Poi è iniziata la fase gastrointestinale con diarrea, con vomito, con nausea, dopodiché c'è la fase polmonare o cardiopolmonare dove si ha una fase di distress respiratorio acuto con un edema polmonare non cardiogeno, quella è la fase respiratoria che poi devolve brevemente e velocemente in una fase mortale. Non c'è differenza per quanto riguarda il contagio per target di età, cioè No. possono essere colpiti i bambini come gli anziani, persone fragili, persone di tutte le età. Oltre al contatto con urine e feci dei topi, che comunque qui in Italia non c'è, sì. Il timore è il contatto di questo virus diretto con la persona che ha il virus. Senta, addosso. invece facciamo una parentesi, anche perché abbiamo quasi terminato il nostro tempo, Sì. e la ringrazio tanto per avere ancora un po' chiarito questa vicenda. Quindi in Italia al momento siamo veramente tranquilli da questo punto di vista. E invece con il Covid come siamo messi? Abbiamo ancora dei casi? Continua un po' più silente la malattia da Covid? In questo momento sì, d'inverno C'è. abbiamo avuto ancora dei casi ovviamente di Covid, il virus circolerà sempre, la nostra protezione, la nostra immunità in questo momento ci protegge più o meno come immunità di gregge. Quindi diciamo che non ci sono dei casi che possono essere segnalati nuovamente come una recrudescenza importante. Al momento per fortuna no. Va bene. Allora, professore, grazie a voi. davvero per la sua presenza. Ringrazio sempre ovviamente l'Arnas Garibaldi che ci fornisce sempre la possibilità con i suoi grandi professionisti di chiarire tanto in merito alla salute delle persone che ci seguono. Adesso andiamo a guardare le previsioni del tempo e torniamo con un altro bellissimo argomento qui a Buongiorno Sicilia. E questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di giovedì 7 maggio. Temporanea tregua e difatti su buona parte della nostra penisola tornerà a splendere il sole, ombrelli comunque a portata di mano poiché si potrà attivare dell'instabilità diurna, specie sui settori montuosi, dunque Alpi, Prealpi, Appennino centrale. La Sicilia godrà di una situazione meteo buona e difatti qui il tempo sarà asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, a tratti potrà offuscare il cielo ma non darà luogo a conseguenti effetti. Il clima sarà molto mite e piacevole con punte massimi in alcune zone prossime ai 24-25 gradi. Vi anticipo una vivace ventilazione che sarà in attenuazione venerdì, ma nella seconda parte della giornata di venerdì rinforzerà dai quadranti settentrionali. Per il resto il tempo resterà stabile, assolato per lo più, fatta eccezione per innocue nubi di passaggio. Per il momento è tutto, ma ulteriori dettagli sulle vostre località vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo. Eccoci qua, siamo tornati in studio e Catania si appresta a diventare capitale per quanto riguarda il meeting francescano del Mediterraneo. Attenzione, attenzione, si apriranno le porte della città al dialogo e ai dialoghi di tante personalità che arriveranno per trattare tematiche ovviamente estremamente trasversali, diciamo così. E io saluto e ringrazio per essere qui Carmelo Vitello, che è ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia. Grazie a voi. Ben trovato, grazie. Allora, intanto una nomina importante in un ordine importante che lo ricordiamo è, visto che ho usato la parola trasversale, no? Trasversale lo è certamente per quanto riguarda i francescani. Sì, la visione di Francesco è quella appunto di dare l'opportunità a chiunque di seguire il Vangelo, diciamo, nella sua sequela, nel modello come lo seguì lui, diciamo, nel proprio stato di vita. Ecco, questo ci raccontavamo proprio poco fa anche informalmente. Così nella sua visione realizza 3 ordini: i frati, appunto il primo ordine, conosciamo i frati francescani, divisi in diverse famiglie, vivono la loro esperienza, le suore clarisse, ma anche i francescani secolari. Ciascuno siamo uomini, donne, padri di famiglia, che nel proprio stato sociale vivono l'impegno per il secolo e per la vita di fede. Allora, io le vedo una luce speciale, sarà per l'incarico, sarà per l'accostamento all'ordine, ma sarà anche per questo appuntamento bellissimo dal 15 al 17 di maggio, un appuntamento che verrà però presentato
ritrovato proprio oggi a Catania. Di che si tratta? Il meeting francescano del Mediterraneo è ormai alla sua quinta edizione. Nasce così da un desiderio, da un discernimento appunto della famiglia francescana secolare, Ofs e Gifra di Sicilia, i giovani, la parte giovane francescana. Quella di mettersi in discussione, quella di vivere l'esperienza nel secolo, quella di vivere un'esperienza di fede che non è distaccata dall'essere impegnati come uomini e donne del nostro tempo. Ecco la visione di Francesco. E quindi nasce questa idea nel magistero di Papa Francesco, questa Chiesa in uscita, questo essere riconnessi con il territorio. Per questo la parola chiave che ci guida è connessi. Parte dalla Laudato Si, dove Papa Francesco ci ricordava tutto è connesso, economia, politica, creato, vivere bene, tutto è connesso e concorre al bene dell'uomo. E nessuna verità in tasca, cioè questo è l'altro messaggio, cioè tutti insieme, uomini e donne di buona volontà, credenti e non, istituzioni, accademiche, popolo appunto che vuole impegnarsi, ritrovarsi nella piazza. Senza barriere, che è la cosa più importante, eliminare le barriere culturali, le barriere anche religiose naturalmente, anche se le devo dire una cosa, in questo tempo particolare la parola connessione inevitabilmente rimanda ad altro. Può esserci anche un, come dire, versante critico di questa parola nel vostro Assolutamente, intento? sarà tema anche, come diceva lei, di riflessione in questi giorni. È un tema di iperconnessione digitale, tecnica, che spesso però ci porta a un individualismo, un egoismo, una chiusura. Diciamo che appunto il tema di quest'anno, eredi di una ricca povertà, giochiamo con San Francesco e ci guarda dietro le quinte e con il suo messaggio continua a parlare a credenti e non. Sappiamo che questo è l'anno dell'8° centenario del transito di San Francesco. Tutta la nostra nazione che lo celebra come patrono si impegna, la festa nazionale, conosciamo tutti questi appuntamenti e quindi Francesco ci guiderà dietro le quinte, dicevo credenti e non, anche su questo tema. Francesco ci insegna che la connessione è fondamentale per crescere nelle relazioni, non per chiudersi in un individualismo, così anche l'approccio verso tutto quello che ad oggi tutto quello che è di tecnico, che è di digitale, che va riconosciuto e va riconosciuta l'importanza, però va ripresentata nella sua dimensione umana, sociale e relazionale. Senta, questo è un discorso molto bello e certamente dal 15 al 17 di questi discorsi se ne sentiranno tante anche per le personalità di rilievo, no? Che confluiranno al meeting. Lei è molto giovane. Mi chiedo quanti giovani ci saranno, Ci sarà una presenza importante dei giovani, appunto della gioventù francescana di Sicilia, ma anche della realtà catanese, dei giovani, dell'Università di Catania, di cui ringraziamo anche la disponibilità, della presenza, della partecipazione, anche del contributo accademico che daranno. Quindi sarà un'esplosione di gioia, sarà un'esplosione di contenuti, di riflessioni, di dibattiti, però anche un'esplosione di gioia, dove giovani e non da tutta Italia, e devo dire non solo, i nostri ospiti vengono da diverse parti del mondo, appunto internazionali, ci daranno la possibilità di ritrovarsi in piazza. E questo è un luogo per tutti, attenzione, come dicevo poc'anzi, per quanti si vogliono riconoscere nell'opportunità di non dare risposte al mondo, ecco, ma dire io ci sono e provo a fare la mia parte. Ecco, poi però ci sono anche delle figure, lei ha detto è aperto a tutti, no? C'è come dire, un discorso circolare che coinvolge tutti, però è fuori di dubbio che ci siano delle personalità di grande rilievo che possono costituire un faro, una guida, no? Delle presenze importanti, ci vuole ricordare le presenze. Sicuramente è centrale la presenza del custode di Terra Santa, Fra Francesco Jelpo, che verrà qui a dare la sua testimonianza in quello che ad oggi vive il Mediterraneo. Ecco, centrale in questa visione del meeting è quella del Mediterraneo, appunto per questo meeting francescano del Mediterraneo, riconoscersi un luogo e un tempo che ci è stato consegnato in questo Mediterraneo, che sappiamo quanto sia stata importante nell'arte, nella bellezza, nella cultura della storia, ma sappiamo anche le difficoltà e ad oggi quella che vive in maniera particolare. Fra Francesco Jelpo vive nella custodia di Terra Santa, appunto cura la custodia di Terra Santa dei luoghi del Medio Oriente e sarà qui a portare la sua esperienza insieme in un dibattito aperto con professori accademici. Ci aiuteremo a entrare in questa storia sociopolitica per dire ecco quello che viviamo, quello che vogliamo appunto rendere credibile insieme. Ma guardato da un punto di vista dell'umanità. Assolutamente sì, assolutamente sì. Appunto è questo la chiave, ritrovarsi connessi in un tema relazionale in cui riconoscersi fratelli tutti. Ecco l'altro messaggio di Francesco, fratelli e sorelle tutte, perché questa è la dimensione ad oggi dove il mondo ci richiama a ritrovare un'idea di connessione, di fraternità.
tema centrale, come diceva lei poc'anzi, è quello del dialogo anche. L'idea così con la comunità islamica catanese e con le altre religioni sarà un momento centrale per rimandare ancora quell'esempio di Francesco, quando appunto nella sua vita va dall'altra sponda del Mediterraneo, incontra il sultano Al-Kamil per poter aprire un dialogo, ma non per convertirlo, per cambiare, probabilmente per cambiare se stesso, per dire ecco io sono qui da fratello ad incontrarti, e questo è il messaggio grande che vogliamo lanciare in questo Mediterraneo. Ma diciamo che si sa che fondamentalmente quando ci si apre, no, all'altro, quando ci si confronta spesso si parla a se stessi, no? Si trova anche una chiave per cambiare alcune convinzioni, se si ha un'apertura tale per poterlo fare. Senta, siamo quasi al termine, il tempo passa veloce con lei. Ci dia però un appuntamento, cioè l'appuntamento dal 15 al 17, dove, in che luogo, e se possiamo diciamo lanciare un appuntamento per chi ci segue, cioè se possiamo venire a sentire, ad ascoltare. Saremo in Piazza Università, ecco, che è il luogo della Gora Centrale. Poi gli eventi saranno disseminati in tutta la città, principalmente al Museo Diocesano, e poi dislocati un po' per tutta la città, dal quartiere da Librino alla Civita. Quindi il modo è di rendere viva anche questa città di Catania in questa esperienza. Di certo il luogo, la Gora Centrale e Piazza Università, in cui vi aspettiamo dal 15 al 17. Gli eventi sono tanti, sono circa 40, ecco, tra le nostre pagine social sul sito potete seguire il programma completo, e appunto che prevedono questa versione artistica, culturale, da workshop, momenti di arte, no? Ci sarà la Stefania Bruno, la Send Artist, che la sera, sabato sera in Piazza Università ci farà sognare sulle orme di Francesco, quindi sono tante le cose, e assolutamente, ma il desiderio principale è quello di ritrovarsi connessi, fratelli e sorelle, uomini e donne di buona volontà che credono in questa società. Oggi la presentazione, quindi sarà un momento molto bello nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Catania, con l'Arcivescovo Renna, con il Sindaco di Catania, con il Rettore Foti dell'Università di Catania, proprio a rappresentare, diciamo, le varie parti di questo splendido dialogo mi permetta del di ringraziarlo, Mediterraneo. mi permette di ringraziare tutta la città di Catania, ecco, la Chiesa, la comunità, la città, ma anche la comunità civile, associazionistica di Catania, che veramente ha aperto il cuore, mani, braccia operose, così come la nostra comunità francescana che da mesi è in fermento. Sarà una bella opportunità da condividere insieme. Grazie, speriamo di raccontarla poi attraverso anche delle immagini belle al nostro pubblico, e noi a questo punto ci fermiamo, fra poco andremo in collegamento con Edoardo Sergi, vi mostreremo un punto molto amato per i catanesi che prende una nuova vita, che ha una nuova immagine sicuramente migliore. Ci fermiamo, grazie davvero. Grazie a lei. Ecco, sì. Siamo tornati a Buongiorno Sicilia. Prima di dare la linea al nostro Edoardo Sergi, una notizia che arriva dalle agenzie, perché Rosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello, capo della famiglia mafiosa di Catania, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ipotizza i reati di porto illegale, detenzione in luogo pubblico di arma e lesioni personali aggravate. Il tutto riferito a un ferimento con armi il 10 febbraio scorso nei confronti di un uomo, appunto, che è stato colpito alla gamba sinistra davanti il locale di un barbiere nel quartiere San Cristoforo. Ma per altri aggiornamenti vi invito a seguire i nostri telegiornali. Adesso andiamo subito con Edoardo Sergi. Edoardo, questo è un luogo caro ai catanesi, lo vedo, ma c'è qualcosa di nuovo, di estremamente nuovo. Questo luogo, che è il luogo in cui ci vediamo, alla rotonda dove c'è l'aeroplanino. E adesso diciamolo bene che cos'è. A te, Edoardo Sergi, a Catania. Esatto, Roberta, è diventato qualcosa di più grande. Questo è un Fiat G91T e io sono con chi l'ha donato alla città questo bellissimo aeroporto e questa bellissima rotonda nuova, che è Simone Massaro. Simone, tu sei ovviamente il promotore di questa bellissima iniziativa, insomma, da dove nasce l'idea, e poi andiamo a spiegare anche un po' cos'è questo aeroplano che vediamo alle nostre spalle, un biposto, giusto? Buongiorno, sì, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi per raccontarvi di questa iniziativa privata che rappresenta un filo conduttore con altre iniziative che sono state realizzate
già l'anno scorso con l'arrivo della pattuglia delle Frecce Tricolori a Catania. Io sono il fondatore della Bax Energy. La Bax Energy è un'azienda che opera nel territorio catanese e che si occupa di tecnologia. Questa azienda ha avuto grande successo a livello internazionale, è cresciuta nel tempo e negli anni, un po' per mia volontà, un po' per desiderio di tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda, abbiamo iniziato a fare degli interventi di restituzione al territorio. Cosa significa restituire al territorio? Significa prendere quello che noi abbiamo trovato e provare a lasciarlo un pezzettino meglio di quanto era precedentemente, provare a fare delle cose che aiutano a stimolare gli altri cittadini in modo positivo. Come cittadini siamo tutti quanti chiamati a provare a lasciare la città in una condizione migliore di quella che abbiamo trovato. Io ho trascorso tantissimi anni vivendo negli Stati Uniti e in Germania e in tantissime altre parti del mondo, in Giappone e altrove, e in ognuno di questi paesi il cittadino è sempre chiamato a tenere a tenere pulita il proprio pezzettino di marciapiede di fronte alla propria casa, a contribuire con attività civiche allo sviluppo del proprio paese. Qui, come l'anno scorso con le Frecce Tricolori, la Bax Energy a proprie spese, quindi senza nessun costo per la città o i cittadini, ha deciso di fare un investimento di riqualificazione di una rotonda che è stata creata per esigenze di smaltimento del traffico e che per motivi di limitazione del budget della città era una rotonda molto semplice e sfoglia. Quindi per quelli che hanno attraversato l'aeroporto negli scorsi mesi si ricorderanno che quest'area non è una delle aree più belle dal punto di vista della sistemazione al verde della città. Quindi il sindaco trentino, nel contesto di una serie di interventi che vogliono mettere in gioco le società e i cittadini che lavorano a Catania, ha lanciato un bando per la riqualificazione di questa rotonda e per il miglioramento dello spazio. In questo contesto la Bax Energy ha partecipato al bando e ha deciso di finanziare un progetto di riqualificazione che desse anche valore a questo particolare spazio, quindi che non fosse semplicemente una vegetazione mediterranea, ma lasciasse un ricordo al visitatore e anche al cittadino che parte. Però ha una valenza speciale questa rotonda, ce la puoi raccontare la storia, perché è una bella storia questa. Assolutamente, assolutamente. Questo velivolo che troviamo sulla rotonda è un velivolo addestratore, veniva utilizzato dall'aeronautica militare per formare i propri piloti. Si tratta di un velivolo Fiat G91T, T sta per trainer, per addestratore, ed è uno degli aerei su cui volò anche mio padre, che era per l'appunto un pilota dell'aeronautica militare, ha servito l'ultima parte della sua vita, prima della sua prematura scomparsa, proprio qui volando al 41esimo stormo. Il sedime su cui sorge oggi l'aeroporto di Catania precedentemente era un sedime che veniva utilizzato proprio dall'aeronautica militare. Oggi le operazioni, non ci sono operazioni militari che si svolgono in quest'area della città, ma la città di Catania rimane sempre fortemente legata all'aeronautica militare e alla NATO per la presenza della base di Sigonella. Quindi questo aereo nasce proprio nel punto in cui l'aeroporto civile si incrocia con quello che precedentemente era l'aeroporto militare. E vuole essere un simbolo per tutti i cittadini che nonostante noi siamo nati come esseri umani, ecco, vincolati dalla gravità alla terra, abbiamo la capacità di mettere le nostre energie, la nostra volontà nel realizzare i nostri sogni, e questi sogni ci permettono di librarci nel cielo. Proprio per questo il monumento è stato realizzato in una modalità sospesa, è sospeso su un tubo calandrato che gli consente anche di oscillare, come vediamo, con il vento, quindi dà quella sensazione di movimento e di viaggio. È stato proprio progettato per questo, per dare una sensazione di leggerezza e per ricordarci che siamo tutti fatti per sognare e per volare alto. Roberta,
Sì, no, ha fatto benissimo Simone Massaro a spiegare che questo movimento di ondeggiamento, diciamo così, è giusto, perché magari uno passando potrebbe dire un momento sta accadendo, no, è tutto regolare. Comunque, a parte questa battuta, è molto bello, no? Avere dato corpo a questo sogno, ma soprattutto avere permesso un ricordo importante per Simone Massaro, è un ricordo ovviamente familiare, per tutti noi lo deve assolutamente essere. Chiedo se questo è stato chiaramente ripristinato e restaurato nei suoi colori, in tutti i suoi dettagli, nel modo più fedele possibile. Che lavoro c'è stato di restauro? Il progetto di restauro è un progetto che è durato 6 anni. Il motivo per cui diciamo, è durato così tanto è perché l'aereo, che è un aereo, vale la pena dire, è stato progettato da un ingegnere siciliano ed è stato realizzato in Italia dalla Fiat, rappresenta la punta di eccellenza della produzione aeronautica in Italia. Sviluppare questo aereo ha contribuito a sviluppare tante industrie collegate alle industrie nazionali, quindi tante piccole imprese che nel tempo hanno realizzato i loro componenti. Purtroppo questa conoscenza negli ultimi decenni in parte è stata persa, quindi diciamo, è stato complesso trovare le manovalanze e le esperienze necessarie per restaurare l'aereo, che era stato diviso in tronconi ed era stato appunto depositato affinché non potesse più volare, era stato proprio tagliato in parti. Quindi ricostruirlo ha richiesto innanzitutto collaborare con l'aeronautica e anche con i veterani dell'aeronautica, dell'associazione aeronautica, quindi persone che hanno volato su questi velivoli o che erano vicini a chi ha volato, che si sono occupati della manutenzione in passato e che hanno messo a disposizione le loro conoscenze per lavorare al restauro. È anche stata necessaria una ricerca storica. Siamo partiti da alcune fotografie di mio padre in cui appunto si vede sullo sfondo l'aeroplano, e da quella abbiamo ricostruito la livrea e la colorazione. Vedete, sull'aereo ci sono 2 numeri, 32 e 32. Questo è il 32esimo aereo del 32esimo stormo ed era il primo aereo su cui i piloti volavano, perché essendo biposto consentiva al neopilota, al cadetto e all'istruttore di volare insieme per imparare proprio a gestire l'aeroplano. L'aereo è stato riportato nelle sue condizioni originali, è stata rifatta tutta la struttura interna e poi è stato ricostruito nella sua livrea originale affinché fosse il più fedele possibile. È in realtà un pezzo che è molto rarissimo, che andrebbe custodito in un museo. Quindi averlo qui all'interno, proprio alla portata del cittadino, per tutti, per osservarlo e soprattutto per gli appassionati, è un qualcosa di grandioso. Questo aereo è... Sì, Roberto. Sì, no, Edoardo, scusami, non volevo interrompere perché la narrazione è molto molto bella, però siamo praticamente vicini alla chiusura. Edoardo, c'è un sistema di irrigazione, io vorrei che partisse da lì anche un monito e un invito a tenercelo caro, no? Anche al pubblico che ci ascolta, ai cittadini catanesi, teniamocelo caro questo punto della memoria. Anche perché diciamo, è bello fare queste cose, è difficile mantenerle con una manutenzione fatta bene, però qua è stato fatto tutto ad hoc, mi sembra. Sì, la manutenzione peraltro della rotonda è completamente in carico alla società Baxenergy che ha ottenuto l'appalto, quindi ci tengo a dire che anche la manutenzione futura negli anni a venire del velivolo è garantita senza alcun costo per il cittadino. Ecco, questo credo che sia una cosa importante. Se ognuno dei piccoli medi e grandi imprenditori presenti nella città decidesse di investire una piccola parte
di quello che sono gli introiti e il fatturato della propria azienda per migliorare il territorio. Se invece di semplicemente lamentarci dei servizi che non abbiamo dalla città, potessimo concentrare una piccolissima parte delle risorse di ogni azienda per migliorare un piccolo pezzettino della città, la nostra città di Catania sarebbe fra le più belle d'Italia. Quindi qui noi abbiamo voluto dare un esempio positivo dove dei privati cittadini, un'azienda privata investe il proprio denaro per migliorare la città e la condizione di tutti gli altri cittadini nella città. Bene. Allora speriamo che sia così, Roberta, da questa rotonda monumentale bellissima, possiamo definirlo un vero e proprio landmark urbano, quindi insomma aspettiamo tutti i cittadini che vengono a Catania e vengono a visitare la nostra stupenda città a passare da qua, perché insomma si passa all'aeroporto e vediamo questo spettacolo e comunque fa sempre piacere. A te, Robby. Grazie Edoardo Sergi, grazie al tuo ospite. Ovviamente il nostro riferimento era il tenercelo caro, noi cittadini, insomma attenzione, trattiamolo bene questo posto, come dicevamo, della memoria. Adesso pronti, partiamo per un viaggio tra le stelle con il nostro Marco Amato, lo vedo già collegato e sono contentissima, parliamo tra poco di una band pazzesca. Eccolo qui, Marco, sei raffreddato? Che succede? Sì, più che raffreddato, periodo d'allergia. Questo proprio è il periodo infelice per gli allergici, però oggi l'energia arriverà dalle tue parole, parliamo dei Rolling Stones. Ebbene sì, quindi parliamo proprio della band storica, di questi componenti fantastici, di Mike Jagger e soprattutto di Foreign Tongues, ovvero lingua straniera. Dunque, un po' un verso anche alla storica icona, l'immagine della bocca con la lingua da fuori, insomma, è quello un po' il simbolo dei Rolling Stones. Ma Mike Jagger dice ancora di sé: la mia voce è fresca come nel 68. E beh, sicuramente un cielo molto complesso, quello del nostro Mike Jagger, che è un cancro con dei valori gemelli e immancabilmente anche leone. Proprio perché questo cielo così complesso ne fa un artista così intenso e poliedrico, ecco che con grande attesa uscirà questo nuovo capitolo di album con 14 tracce assolutamente imperdibili, anche perché ci sono anche degli ospiti importanti, tra cui anche il cantante dei Beatles, per cui c'è grande attesa tra i fan per questa uscita, che già aveva sorpreso tutti con il precedente, con Diamond Dust, quindi con Polvere di Stelle. Ebbene, il cielo del cancro è assolutamente il regno dell'energia gioviana. Giove, che espande tutto, è proprio il pianeta che è nel segno di Mike Jagger. Quindi questa nuova edizione del disco viene salutata dalle stelle con grande fortuna. E ora parliamo delle stelle di oggi. Una luna in Capricorno molto razionale, che è opposta proprio a Giove, quindi una luna che chiede grandi eventi, un'emozione dunque che si vuole affacciare su una pluralità. Cosa accade nello zodiaco? Ariete. Per voi questa luna di quadratura un pochino urticante, quindi le emozioni dovrete tenerle un pochino a bada, anche perché Marte, il vostro pianeta guerriero che ospitate nel vostro segno zodiacale, è male aspettato sia dalla Luna che da Giove, quindi un po' di calma. Tauro, un cielo splendido e sereno per voi, una meravigliosa luna di trigono. Mercurio e il Sole riscaldano il vostro cielo tra parole affettive e nuove partenze, nuovi inizi lavorativi che vi lasceranno fortemente soddisfatti. Gemelli, una bella Venere che oggi però non vuole parlare con nessun altro pianeta, non forma aspetto, è l'attesa di un amore molto tenero e delicato per i gemelli. Cancro, Giove nel vostro segno zodiacale impazza, si espande, pretende quasi. Volete cambiare le vostre vite? È il momento giusto per farlo. Cambiare lavoro, città, residenza, fare un acquisto importante. Pensateci bene, proprio questa settimana. Leone, per voi la luna è decisamente molto fredda oggi, per cui oggi sarete un pochino più discosti. Vergine, ottima luna per voi che avete un incontro sociale e sociale importantissimo. Bilancia, quadratura della luna, oggi dovete contenervi un pochino di più. Scorpione, oggi la luna vi fa una calda carezza comunicativa, allegra e sorridente, uno scorpione molto ironico e con un amore nel cuore. Sagittario, luna che parla di danari, oggi fate bene i conti.
Capricorno, protagonisti dello zodiaco con il vostro amore che sembra andare a gonfie vele e i vostri affari che diventano sempre più complessi e complicati. Acquario, una luna molto intuitiva oggi sentirete l'esigenza di essere presenti per qualcuno che ha bisogno di voi. Pesci, voi che siete sempre un balsamo per l'anima, per chi vi ama, con questa luna in Capricorno, oggi riuscirete letteralmente a togliere le castagne dal fuoco a qualcuno a cui volete veramente bene. E detto questo, cara Roberta, ti saluto, ti auguro una splendida giornata e a tutti auguro un buongiorno Sicilia. Ciao, ciao Marco e grazie naturalmente anche per questo, come dire, inizio tutto dedicato. Mi ha contagiato amato Marco Carli, come facciamo? Adesso tossisco anch'io. L'allergia è che sarà che ha parlato di Mick Jagger e mi sono un attimo, no? Perché 82 anni, ma è sempre certamente un personaggio molto molto affascinante. Allora, Marco Carli, come dicevo, per un auspicabile Dulcis in Fundo, di che parliamo? Allora, ne abbiamo accennato un po' perché quando abbiamo discusso del Catania noi abbiamo parlato dei playoff e allora siccome di solito chiudiamo con una pagina riservata allo sport, lo facciamo raccontandovi i risultati attraverso il sito della Lega Pro di Serie C dell'ultimo turno legato ai gironi. Da questi nomi, insieme ad altri che adesso vi dirò, uscirà l'avversario del Catania per il secondo turno. Allora, nel playoff del girone A il Cittadella ha avuto la meglio sul Lumezzane 1-0, la vittoria del Lecco sulla Gian Erminio 2-1 e poi passa la Pianese in casa della Juventus Next Gen, pareggio fra Campobasso e Pineto che favorisce il Campobasso, chi gioca in casa vince, passava il turno con il pareggio, Casertana e Crotone passa la Casertana, questi sono squadre che conosciamo sicuramente meglio per quanto riguarda il Catania perché erano avversarie dei rossazzurri nel girone, passa dunque la Casertana, mentre rocambolesca vittoria del Casarano nei numeri in casa del Cosenza 5-1, dunque il Casarano dell'ex Chiricò che passa il turno appunto con il Cosenza. E cosa succederà oggi? Che si aggiungeranno le terze classificate dei vari gironi, vale a dire Renate, Salernitana e Ravenna, oltre alla vincitrice della Coppa Italia che è il Potenza, e andranno ad essere sorteggiate alle 12:30 di oggi per definire il tabellone del primo turno dei playoff nazionali. Chi passerà al turno successivo sarà ovviamente fra le possibili avversarie del Catania, che invece, lo ricordiamo, entra in gioco a partire dal 17 di maggio e vedrà invece il sorteggio del suo turno, il secondo nazionale, il 14. No, è bello perché tutti i colleghi dello sport raccontano, no, queste modalità playoff come se fossero insomma delle cose semplicissime, invece quando vi ascoltiamo siete bravi, siete chiari, però secondo me ci vuole un corso specifico. Sì, anche perché dobbiamo stare anche attenti perché se sbagliamo sono i primi tifosi che ci vengono a fare le pulce. Correggono. Allora, grazie Marco Carli per questo appuntamento di chiusura, grazie a tutti voi per averci seguito, Buongiorno Sicilia tornerà domani come sempre alle ore 8. Buona giornata.